e io mi auguro che il prossimo anno il nuovo governo cominci ad avere un'attenzione su questo punto perché la pressione fiscale non aumenti ulteriormente. Il governo Monti è sull'orlo del baratro, la spina è quasi staccata e i piccoli imprenditori artigiani veneti e veneziani stanno alla finestra a osservare le prossime mosse, con un primo appello diretto a Roma, e non importa se a Mario Monti o a un futuro nuovo premier, perché per loro non è questione di poltrone ma di sopravvivenza. La corsa contro il tempo è quasi finita. Entro il 17 dicembre c'è da pagare la seconda rata dell'IMU e la situazione è nerissima. Molti saranno costretti a non pagare assolutamente l'IMU, certamente a pagare in misura più ridotta. Motivo molto semplice, si parte dall'allarme lanciato dall'ultima analisi della CGIA di Mestre, la stangata IMU sui capannoni industriali e locali destinati al commercio. Sotto la lente di ingrandimento i dati dei comuni capoluogo di provincia rispetto alle cifre dell'ICI nel 2011. Maglia nera a Venezia, dove la tassa costerà agli imprenditori l'81,7% in più di quanto ammontava l'ICI. Rispetto all'aliquota ordinaria stabilita per legge al 7,6 per mille, infatti, Venezia ha applicato l'aliquota massima al 10,6 per mille, oltre 3.000 euro in più da un anno all'altro, in media. Enti locali costretti a penalizzare i capannoni per poter mantenere l'aliquota bassa sulla prima casa. A monte la riduzione dei trasferimenti dello Stato, che sta strangolando le amministrazioni portandole a scelte dolorosissime per far quadrare i conti. A rimetterci sono ancora una volta gli imprenditori e con essi a cascata i lavoratori. Qui siamo arrivati all'11,1% di disoccupazione, è facile che a fine del 2013 superiamo il 12%. Di qui l'appello disperato alla politica, al nuovo governo che verrà. Tutto il gettito generato dall'IMU sia destinato agli enti locali. In questo modo i comuni potranno rimodulare le aliquote. Ma non basta, c'è anche un'altra richiesta pressante. Di non utilizzare anche altri strumenti fiscali, come ad esempio l'addizionale IRPEF che i comuni hanno, che ha la stessa regione, perché l'effetto congiunto dell'aumento dell'IMU e dell'aumento dell'addizionale IRPEF sui redditi rischia di essere una bomba.